Alle mie spalle l'ex sede del comune di Casarza Ligure, l'edificio che fino a pochi anni fa ospitava gli uffici e il consiglio comunale, adesso è vuoto. È qui che troverà spazio Smart Lab, la nuova realtà gestita dal Villaggio del Ragazzo, un polo formativo dedicato alle aziende, alle scuole del territorio, alla ricerca. Per ciascun piano di questa struttura troveranno spazio diverse attività. Al pian terreno ci sarà il Makerspace, lo spazio dedicato alle aziende dove progettare, sperimentare e realizzare nuovi prototipi. Al primo piano la zona dedicata all'orientamento degli studenti, da quelli della scuola primaria fino ad arrivare ai ragazzi del secondo ciclo. Al secondo piano gli ambienti dedicati alla formazione tecnica in collaborazione con le scuole e le aziende del territorio. Al terzo piano sale meeting, postazioni call conference e sale riunioni che le aziende potranno utilizzare come laboratorio di ricerca e sviluppo. Un progetto Smart Lab nato alcuni anni fa e che adesso, con il primo passo ufficiale, è diventato realtà. Nuovo polo tecnologico che vedrà Casarza come punto di riferimento, ma sarà un polo che avrà come riferimento il Tigullio completo e anche Regione Liguria, perché entrerà all'interno degli hub di alta tecnologia di Regione Liguria. Per cui per noi è veramente un progetto ambizioso che crediamo serva al territorio. Adesso partiranno i lavori per la sistemazione dell'immobile, il cui costi sono stimati intorno a 250.000 euro. L'obiettivo è arrivare in autunno per partire con i primi corsi di formazione. 10 al momento le realtà industriali e tecnologiche del Levante che sono state coinvolte. Le aziende potranno utilizzare questo spazio sia per attività di ricerca ma anche per incontri, riunioni, cioè vorremmo che la struttura nel suo complesso fosse davvero un incontro di generazioni e di esperienze. C'è bisogno di un certo tipo di professionalità oramai, di cui siamo carenti. E questo è un primo passo, però è un passo veramente importante perché diventerà un punto di riferimento per tutto il Tigullio. Ci sono aziende che contribuiranno in termini tecnici come Siemens e ABB, per cui ci sosterranno in tutto quello che è la fornitura di tutte le attrezzature necessarie. Ci sono aziende che usufruiranno della formazione, delle sale che serviranno anche per fare sperimentazione e ricerca.